Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'approfondimento politico di 6 maggio si vota verso le elezioni. Ormai mancano 2 settimane al voto e oggi vi presentiamo altri 2 candidati sindaci. Partiamo subito con Maria Rosa Barazza, candidato sindaco a Cappellamaggiore per la lista Maria Rosa Barazza Sindaco. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Allora io vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. Allora Barazza, partiamo subito con il 3x4, quindi 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Ma direi vuota, monotona, un po' rozza anche, nel senso che si sente priva di contenuti, è poco credibile e quindi è questa un po' la sensazione che dà ed è anche quello che porta gli elettori ad allontanarsi purtroppo in questo periodo, cosa che non dovrebbe succedere. E lei lo dice a ragion veduta perché è sindaco uscente del suo comune, Cappellamaggiore, e quindi ha tastato con mano queste sensazioni. Io lo posso verificare di giorno in giorno quando parlo con le persone. Molti sono in dubbio anche se venire a votare per le elezioni amministrative comunali. Ovviamente molti di più verranno per le comunali perché conoscono le persone, è anche un modo diverso, possono valutare da vicino il nostro operato, però c'è molta distanza in questo momento e rabbia anche. E poi 3 aggettivi per descrivere la società di oggi. Ma è una società complessa, anche molto fragile e molto frenetica, però dentro tutto questo comunque è una società che dà molte opportunità per chi le sa o le vuole raccogliere, quindi a me comunque piace. E quindi il giudizio è positivo in questo caso? Sì, con molte sfumature, fragilità, però certo. sì. E 3 aggettivi per descrivere il suo paese, Cappellamaggiore. Ma credo sia un paese solidale, molto molto vivace e anche genuino, nel senso che è legato a valori molto semplici ma veri. Quanti abitanti ha Cappellamaggiore? 4.600. Quindi siamo al limite Sì. dei 5.000, Sì, insomma, sì. per un po' ci stiamo, insomma. Per poco ancora, perché Sì. poi ci faranno entrare anche con il patto di stabilità in tutte quelle Esatto, quelle regole molto molto particolari. sì, che purtroppo stanno danneggiando anche i comuni che finora l'hanno applicato. Noi avevamo Certo. altri problemi, però adesso avremo anche questo, dal 2013. Dal 2013, Sì. quindi anche voi entrerete Sì, nel sì, meccanismo. sì, sì. E infine 3 valori in cui crede. Ma l'amicizia non solo nei rapporti interpersonali, ma anche proprio nella vita pubblica, come modalità di rapporto nella vita pubblica. La gratuità, nel senso credo sia importante non sempre fare le cose perché c'è un contraccambio, c'è un qualcosa da avere in cambio e quindi il fatto di poter anche mettersi a servizio, dare qualcosa senza pretendere nulla e ricevere nulla in cambio. E poi il rispetto della diversità, quindi l'accoglienza. Ecco, quindi al netto di questo 3x4, perché Maria Rosa Barazza ha scelto di ricandidarsi? Ma voglio completare un percorso che ho iniziato 5 anni fa, quando mi sono candidata e poi sono stata eletta sindaco. E credo sia, dal mio punto di vista, è anche un rimettermi in gioco, voglio dare un segnale di responsabilità, cioè di prendermi comunque, di mettermi ancora a disposizione con le mie competenze, con le esperienze che ho acquisito e anche col mio tempo, perché poi fare il sindaco comporta anche un grosso sacrificio sulla propria vita privata, però credo sia un momento storico in cui bisogna mettersi a disposizione e dare il proprio tempo e le proprie idee e progetti per il bene della mia comunità in questo caso. Allora, prima di svoltare e entrare nel merito del programma, apro una parentesi, non era prevista dalla scaletta, ma è una domanda semplice. Come sono stati questi 5 anni da sindaco a Cappellamaggiore? Sono stati 5 anni molto impegnativi, ma belli perché comunque mi hanno consentito di conoscere la realtà del mio paese, quindi della mia terra, del mio territorio, da punti di vista che prima non avevo.
e quindi ho potuto vedere che ci sono anche molte situazioni di difficoltà che non immaginavo esistessero, soprattutto nell'ultimo periodo, poi sono cresciute, e ho potuto apprezzare anche la presenza di tante persone, tanti volontari che mettono a disposizione il loro tempo, proprio il loro tempo e anche le loro esperienze in favore e a beneficio di tutti. E poi il fatto di rappresentare comunque la comunità in cui sono nata, in cui ho vissuto, anche nei momenti istituzionali più importanti. Ricordo quando sono andata al Quirinale, ho incontrato il Presidente della Repubblica, sono anche momenti belli. Certo, ed orgoglio quindi. Sì. Bene, vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in diretta video dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione di questa puntata, e stiamo conoscendo Maria Rosa Barazza, candidata a sindaco a Cappellamaggiore con la lista Maria Rosa Barazza Sindaco. Entriamo nel vivo delle proposte, dei programmi di Maria Rosa Barazza, e partiamo dal sociale. Allora, per il sociale, che è un ambito che negli ultimi anni ha subito, cioè ci sono aumentate notevolmente le necessità delle famiglie in generale. Sono aumentate le famiglie che hanno problemi economici e che sono frutto della crisi che stiamo vivendo un po' tutti, e quindi abbiamo previsto il mantenimento e anzi il crescimento di un fondo straordinario per queste famiglie in difficoltà. E inoltre di portare avanti tutta una serie di progetti che già abbiamo cominciato ad avviare a sostegno delle famiglie, tipo il doposcuola, che permette alle famiglie di poter avere i figli nel pomeriggio in un ambiente protetto e anche seguiti, ed altri progetti di questo tipo. E poi anche di istituire, di portare avanti nuovi progetti che possano anche, ci consentano di creare dei punti, per creare dei punti soprattutto per le coppie in difficoltà che sono in aumento, di mediazione, cioè dove ci sia personale specializzato che aiuta anche ad affrontare queste coppie e le magari crisi che vivono anche di carattere personale. E poi per gli anziani pensavamo a dei corsi di alfabetizzazione per l'uso del computer, anche con l'aiuto dei giovani volontari che abbiamo contattato in questo ultimo periodo tra le varie associazioni, ma non solo, tra i più giovani, per appunto aprire anche quest'ambito che può offrire molte opportunità anche a chi insomma magari non ha potuto acquisire queste competenze. E poi si mettono insieme due generazioni. Sì, infatti, che è molto utile, è molto bello. Certo, si può ampliare le conoscenze e i rapporti umani. Sì. E poi con le scuole c'è tutto un sostegno che il Comune dà non solo economico, ma anche di sostegno negli incontri di approfondimento che vengono organizzati a sostegno sempre anche qua delle famiglie e dei genitori, soprattutto in questo caso. Comunque sociale, ambito del sociale rivolto soprattutto alle famiglie, anche per appunto per effetto della crisi. Sì. Famiglia vuol dire un po' tutto, perché non è solo la famiglia classica, ci sono anche le persone magari, le coppie insomma, che sono separate, quindi magari minori in difficoltà, situazioni di anziani soli, insomma vuol dire un po' tutto questo. Sì, quando si parla di famiglia è non solo la classica molto... famiglia, certo, nella quale va tutto bene, che riesce a vivere bene, che ha dei figli che vanno a scuola, tutto, ma anche le situazioni più difficili. Invece in tema di sicurezza, quali sono le proposte di Maria Rosa Barazza Sindaco? Allora, per la sicurezza voglio, con la mia squadra, se saremo rieletti, continuare quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, quindi potenziare la videosorveglianza, quindi mettere ulteriori telecamere rispetto a quelle che sono già state installate, e completare l'opera di illuminazione pubblica delle zone periferiche, e inoltre portare
concretizzare quell'accordo che abbiamo fatto con i comuni limitrofi di Sarma e del Fregona per mettere insieme, unire il servizio di polizia locale. Siccome ciascuno abbiamo un solo vigile che su un numero così elevato di abitanti è assolutamente insufficiente, mettendo insieme le risorse umane, certo non avremo più risorse umane, ma utilizzeremo meglio quelle che abbiamo, e quindi con risparmi di spesa da un lato, ma anche con un miglior servizio di sorveglianza sul territorio dall'altro. E pensate anche a unire qualche altro servizio? Sì, abbiamo l'obbligo di legge di unire almeno i 6 servizi fondamentali. Siamo partiti dai servizi sociali e dalla polizia locale. Servizi sociali perché questo ci consente di mettere insieme le competenze degli assistenti sociali dei 3 comuni, quindi specializzandosi sulle singole, gli assistenti si specializzeranno su singoli ambiti, e quindi saremo in grado di dare un servizio migliore per quanto riguarda anche le problematiche che si presentano attraverso le persone che si rivolgono ai servizi. 6 maggio si vota, stiamo conoscendo Maria Rosa Barazza, candidato sindaco a Cappellamaggiore. Vedo sulla Sì. sua presentazione, sul suo volantino, diciamo così, informativo, una lunga lista di opere pubbliche. Sì, allora, per quanto riguarda le opere pubbliche, anche qui si tratta innanzitutto di completare tutte quelle opere che già abbiamo finanziato e che adesso si tratta di realizzare. Di messa in sicurezza delle scuole, innanzitutto abbiamo un lavoro da completare della scuola media e del municipio, e poi ci sono tutte le opere di messa in sicurezza delle strade, in particolare la creazione di percorsi pedonali protetti che abbiamo già cominciato a fare in questi 5 anni e che va completato. Poi la sistemazione di aree verdi che verranno attrezzate anche per poter essere utilizzate soprattutto da chi vive nei singoli quartieri, nei singoli borghi, soprattutto dai ragazzi che magari li utilizzano per giocare o per fare altre attività ricreative. Poi c'è la sistemazione del piazzale esterno della chiesetta della Mattarella, che è il bene culturale più importante del nostro comune, che è veramente una chiesetta molto bella di origine longobarda. E poi abbiamo anche altre opere un po' su tutto da realizzare, in programma da realizzare su tutto il territorio, di riqualificazione dei borghi storici ed altro. Comunque le principali sono quelle che ho detto. E già che hai citato borghi storici, e comunque è collegato il tema alla valorizzazione del territorio, Sì. E anche alla cultura. Sì. Quali sono le proposte in questi ambiti? Allora, per la valorizzazione del territorio abbiamo proprio in questi anni abbiamo puntato molto sulla coltura degli olivi, e quindi sul prodotto tipico che è l'olio d'oliva del nostro territorio, che nessuno conosceva fino a poco tempo fa, ma che abbiamo fatto conoscere attraverso iniziative molto molto specifiche volte proprio a valorizzare questo tipo di prodotto. E oltre anche al fatto che poi abbiamo lavorato insieme ai privati per realizzare un frantoio che poi è stato realizzato effettivamente dai privati, e quindi su questo punteremo molto, perché crediamo che l'olivo sia un qualcosa che caratterizza non solo il paesaggio, ma può diventare anche una risorsa economica in questo momento di difficoltà, per chi magari può integrare il proprio reddito anche attraverso la coltivazione di questo, degli olivi in questo caso. Poi non solo questo, dicevo prima della chiesetta della Mattarella. Pensavamo di inserirla in una rete in percorsi più ampi che coinvolgono anche altri territori di altri comuni, in modo tale da farla entrare in una rete più ampia, in percorsi più ampi, e porteranno anche sul nostro territorio magari persone da fuori, quindi anche questo sempre nel senso, va nella direzione della valorizzazione di quello che abbiamo, ma anche magari per portare per gli operatori economici della zona delle ulteriori occasioni, possibilità, opportunità di sviluppo. Quindi dal punto di vista turistico? Sì, turistico in questo senso sì. Della cultura
potrei aggiungere anche qua la continuazione di tutta una serie di mostre che sono state realizzate in una bella sala espositiva che abbiamo nel nostro comune di arte contemporanea e che valgono molto per far conoscere gli artisti locali e non solo in un ambito che è veramente poco conosciuto. Ho visto, almeno nella mia realtà, l'arte contemporanea è solo nota sfugge. a pochi, Sì. a pochi. E invece ho visto che ci sono molti artisti locali che si cimentano in questo, molto bravi anche, quindi è diventata ormai una bella tradizione che vogliamo incrementare, anzi potenziare. Certo. Facendo un piccolo passo indietro, tornando alla sicurezza, abbiamo detto le proposte. E magari se ci dice più o meno com'è la situazione invece attuale della sicurezza, se i cittadini si sentono tranquilli, se ci sono stati casi particolari. Ci sono stati periodicamente, capita che magari si verifichino furti nelle abitazioni, soprattutto nelle ore serali o di notte, e questo sicuramente crea crea paura, comunque un senso di insicurezza. Credo sia questo il problema principale, anche se devo dire è sotto controllo sicuramente da parte delle forze dell'ordine che operano, che controllano il nostro territorio. Quindi direi che il problema principale è proprio questo, dei furti che purtroppo periodicamente si verificano e rispetto ai quali però l'opera di prevenzione che si può fare è soltanto quello di dire di stare attenti e di tranquillizzare le persone, nel senso che il territorio è ben controllato da chi è deputato proprio a fare questi controlli, cioè carabinieri, polizia, perché noi con un vigile che di notte non può operare, non siamo sicuramente in grado dal punto di vista della repressione, della prevenzione, magari sì, attraverso quelle opere di cui le parlavo prima. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, però mi sento comunque di tranquillizzare sul punto. Sulla criticità che ha evidenziato. Stiamo conoscendo Maria Rosa Barazza, candidato sindaco a Cappella Maggiore con la lista Maria Rosa Barazza Sindaco. Lei è sindaco uscente, quindi ha già amministrato in questi ultimi 5 anni. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in diretta video dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione di questa puntata. In tema di sicurezza spesso si parla poi anche del tema dell'immigrazione. Qual è la situazione di Cappella Maggiore? È molto tranquilla, abbiamo un basso numero innanzitutto di immigrati, di stranieri che abitano sul nostro territorio, più basso anche rispetto a molti comuni limitrofi. Comunque quelli che ci sono cerchiamo, soprattutto attraverso corsi, abbiamo fatto in questi anni dei corsi di italiano per le donne, in modo tale da dare degli strumenti in più soprattutto alle donne che possono essere proprio l'elemento debole, che magari essendo a casa non hanno l'opportunità di uscire, di conoscere, di integrarsi anche nel resto della comunità. E poi un'attenzione particolare all'inserimento dei bambini stranieri a scuola. Quindi attraverso i servizi sociali monitoriamo tutte queste situazioni, specie quelle più a rischio, in modo tale da tenerle sempre sotto controllo. Quindi credo sia positiva l'esperienza, nel senso non sono molti, per cui è più facile da gestire, questo è vero, però non abbiamo neanche avuto problemi così gravi, sì, qualche piccolo problema c'è stato, ma non così importanti. A proposito di scuole, qual è la situazione della pubblica istruzione a Cappella Maggiore? Abbiamo 3 scuole, 2 elementari, una nel capoluogo, una nella frazione e la scuola media, ma è buona, cioè abbiamo circa 300 alunni tra le elementari e medie. Direi che c'è una buona integrazione tra attività dell'amministrazione da un lato e della scuola dall'altro. Noi finanziamo parecchi progetti che la scuola non riesce più a finanziare per i tagli che ha subito in questi anni.
Quindi direi che insomma si è proprio costruito nel tempo un buonissimo rapporto e di collaborazione che ha portato buoni frutti, perché abbiamo fatto numerosissime iniziative insieme alle scuole. L'ultima è stata la presentazione, abbiamo proposto ai ragazzi delle scuole, di tutte le scuole, le casette per i pipistrelli, Sì. che ha la duplice valenza sia del combattere le zanzare, zanzare, ma anche di far conoscere degli animali che in questo caso sono anche in via di estinzione, quindi di avvicinare i ragazzi all'ambiente in cui vivono. E invece se parliamo di associazionismo, com'è la situazione? Ci sono associazioni, è vivo da questo punto Sì, di vista molto, Cappella molto. Maggiore? Infatti prima, quando usavo per definire il paese vivace, proprio mi riferivo a questo. Ci sono molte associazioni, più di 20, tra i 20 e i 30, poi alcune sono più organizzate, Certo. e più numerose anche in termini di partecipanti, altre sono più piccole. Però è un paese molto molto vivace da questo punto di vista, e ci sono associazioni di tutti i tipi, da quelle sportive a quelle di volontariato, ad altre associazioni che soprattutto hanno come obiettivo quello di valorizzare, di organizzare eventi che aggregano la comunità e che alla fine creano momenti di festa, di ritrovo. Quindi è una comunità che è molto, da questo punto di vista, attiva, e anche insomma, si coglie, da chi arriva dall'esterno lo coglie subito. Quindi una caratteristica anche del paese. Sì, sì, sì. Stiamo conoscendo Maria Rosa Barazza, candidato sindaco a Cappella Maggiore per la lista Maria Rosa Barazza Sindaco. Siamo arrivati al giro di boa, nel senso che abbiamo parlato dei programmi della lista per il prossimo quinquennio, se sarà naturalmente rieletta Maria Rosa Barazza. Adesso cercheremo di scoprire qualcosa in più invece sulla persona, sul lato più umano e personale del candidato sindaco. Partiamo con il libro e autore preferito. Ma ce n'è più di uno, però direi José Saramago, Storia dell'assedio di Lisbona, il libro, una bellissima storia d'amore all'interno di un contesto storico che lui racconta. Quindi c'è un'unione tra appunto un romanzo ma anche un Sì, romanzo storico. Sì, sì, sì. Questo è un po' il genere poi che caratterizza le sue letture? Non solo questo, mi piace molto, come autori mi piacciono Tabucchi, Sciascia, per arrivare a quelli italiani. Leggo un po' di tutto, però sì, il romanzo un po' non proprio banale, ma Sì. molto così dentro contestualizzato, molto mi piace particolarmente. E invece la canzone o il cantante preferito? Ma allora, direi che mi piacciono tutte le sonorità latinoamericane, cioè quella musica molto avvolgente, molto da carica, da entusiasmo, quindi mi piace quel tipo di musica. Poi se penso ad un autore italiano, penso a De André soprattutto, a un cantautore italiano Certo. grande. E invece il periodo storico preferito, se ce n'è uno? Quello contemporaneo, quello di oggi, io credo che sia comunque, al di là di tutto, di tutte le difficoltà che stiamo vivendo, sia un periodo che, come dicevo prima, dà tante opportunità, e quindi a me piace il periodo in cui vivo. Questo E quindi perché sceglierne un altro, giustamente? Sì, direi che vorrebbe dire non vivere il presente. Allora, al termine della nostra conversazione con Maria Rosa Barazza, candidata a sindaco a Cappella Maggiore per la lista Maria Rosa Barazza Sindaco, ci sono le 2 domande a sorpresa. Benissimo. Con le risposte flash, dopo D'accordo. si capirà anche perché. Can che abbaia non morde? Non sempre. Bisogna, secondo me, molto spesso stare attenti a quelli che sembrano essere tranquilli e poi magari in realtà non lo sono. Preferisco Sì, la soglia di capire attenzione. subito. Sì, sì, sì. Chi si accontenta gode? No,
Assolutamente no. Risposta secca. No, proprio avere obiettivi più grandi, più belli, è quello che a me fa muovere, credo anche possa dare speranza e entusiasmo anche a chi ti sta attorno, non solo a te stesso ma anche a chi vive attorno a te. Grazie a Maria Rosa Barazza, candidata a sindaco a Cappella Maggiore per la lista Maria Rosa Barazza Sindaco, di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti. Noi proseguiamo con l'altro candidato sindaco di oggi, che è candidato sindaco a Conegliano per il PCL, il Partito Comunista dei Lavoratori. Lui è Stefano D'Intino Sante. Buongiorno e benvenuto. Ciao a tutti. Allora, vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in diretta video dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. Partiamo con il 3x4 per Stefano D'Intino Sante. 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Io voglio stare un po' al gioco della trasmissione, uso un po' delle reminiscenze cinematografiche. Mi è venuto subito brutta, sporca e cattiva. Brutta perché se il bello della politica è essere al servizio degli altri, questa politica è proprio brutta perché si è messi solo al servizio di se stessi, e benché vada dei poteri forti, delle banche, delle multinazionali, della curia. Sporca perché è un dato di cronaca ormai innegabile, da destra a sinistra, passando per il centro, passando per gli amici della Lega Nord. Questa politica è proprio brutta e quindi soprattutto sporca, il secondo termine. Talmente sporca che sta permettendo a personaggi come Grillo di riempire le nostre piazze, la nostra piazza Cima. Personaggi come Grillo che fino all'altro ieri erano promoter di multinazionali che vendevano yogurt, personaggi come Grillo che fino all'altro ieri spaccavano i computer sui palchi dicendo che il computer è schiavitù eccetera, e poi però dimentica il fatto che magari con le multinazionali prima di diventare anticapitalista si è fatto i soldi, e dimenticando che adesso col computer si sta facendo e continuando a fare soldi e a sbugiardare la sua politica contro i finanziamenti. C'è proprio il fatto che lui non ha bisogno di finanziamenti perché attraverso il web e attraverso l'uso piratesco che fa dello stesso web sta diventando una sorta di nuovo Berlusconi che questa sì. Grillo se la segna, Ma guarda, se la segna, ma io insomma, lui ha le piazze piene. Io spero di arrivare alle orecchie, al cuore dei coneglianesi e a svegliarli rispetto a questa cantonata che rischiano di prendere, perché bisogna ricordarlo a tutti i coneglianesi, che nessun sistema mette a disposizione il sistema per superare se stesso. Voglio essere più chiaro: se a Grillo viene data in questa fase talmente tanta risonanza, è perché è del tutto innocuo al sistema e fa gioco al sistema a presentare Grillo come l'unica alternativa possibile, perché è come se il medico ti dicesse: guardate che io sono l'unica medicina, questo governo, questa coalizione, questo governo di responsabili mette in campo Grillo come unica alternativa, e quindi come se dicesse: guardate che dopo di me il diluvio, il disastro, il comico, la demagogia. In realtà ci sono tante formazioni che magari adesso sono al di fuori del Parlamento, che cercano quotidianamente di costruire davvero una reale alternativa e su presupposti e prospettive che non sono quelle della demagogia pura e semplice. Manca il terzo termine, ed è quella di essere cattiva. Avevamo detto brutta, sporca e cattiva perché ci si è messi al servizio prima di banche, di multinazionali, e soprattutto alle banche adesso si sta rispondendo con una politica cattiva nel senso che il risanamento delle stesse, il salvare i loro conti, viene fatto pagare in maniera cattiva ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, ai precari, perché questo governo di professori si sta dimostrando null'altro che un vecchio governo andreottiano che aumenta le tasse, aumenta le accise e colpisce i soliti noti. Quindi brutta, sporca e cattiva. Senta, lei tra i poteri forti, tra le banche e le multinazionali, ha messo la curia. Questo mi ha colpito, e mi ha colpito anche perché è scritto sul vostro programma. Spero che colpisca i coneglianesi e che soprattutto li colpisca nel loro amor proprio e nel loro essere magari sinceramente cattolici, perché qua non ci si sposta mai dal livello dell'ipocrisia che caratterizzava prima Berlusconi, che caratterizza ancora la politica attuale, perché un conto è essere magari volontari e nelle associazioni, un conto è fare l'assistenza agli anziani, un conto è essere cattolici in prima linea, altro è essere soldatini e sudditi di quella
di quella casta, di quel potere che abbiamo visto essere ancora coinvolti negli scandali finanziari, abbiamo visto essere coinvolta nella corruzione e quindi nella cattiva e brutta e sporca politica. 3 aggettivi invece per descrivere la società di oggi. La società è purtroppo, sono termini che io ricollego al fatto di essere una società che ha il profitto al proprio centro e non l'essere umano, non l'uomo. Quindi io la definirei vecchia, la definirei avida, la definirei spietata, ma non voglio essere così catastrofista, nel senso che vecchia è intanto un dato, se ragioniamo del pezzetto di società che ci riguarda, l'Occidente, è vecchia perché non cresce più, e la vecchiaia anche demografica è sintomo di paura, di chiusura, di voler difendere l'attuale, e nella difesa dell'attuale tu non puoi avere altro che una retrocessione. E solo se una società cresce, se ha sangue nuovo, se mette in campo apertura, se mette in campo una crescita che ti viene data dai muscoli, dai nervi, dal sangue dei giovani, che tu hai una prospettiva di crescita. E quindi collega il fatto di essere vecchia all'essere avida, il voler vedere il tutto come quello che viene per sottrarti quello che hai accumulato. L'avidità ti rende poi spietato, perché una volta che sei avido, che hai messo al centro la difesa del tuo bene, del tuo essere e vivere in funzione del profitto, diventi spietato. E mi ricollego purtroppo all'attuale, cioè pur di difendere quella che è il tuo stato di cose, diventi spietato, ti fai pagare e diventi forte con i deboli e debole con i forti, perché individui il nemico più vicino, che spesso è il più debole, e con quello sei spietato, non facendo un'analisi che ti ricollega invece al fatto che le tue condizioni, il peggioramento delle tue condizioni materiali derivano da quei poteri forti. E quindi ritorniamo al discorso della politica attuale. I 3 aggettivi per descrivere la sua città. La mia città è purtroppo proprio come questa società, è vecchia dal punto di vista anagrafico, perché da una chiacchierata col sindaco uscente, con Maniero, dicevamo che siamo più vecchi anagraficamente rispetto ai comuni limitrofi, perché Conegliano dal punto di vista degli affitti, dal punto di vista delle case, è più cara dei comuni limitrofi, quindi spesso si viene a Conegliano per lavorare, si viene a Conegliano per studiare, e però la residenzialità, la cittadinanza invecchia, con tutti i problemi che magari poi affronteremo, ma che comunque connotano intanto una città vecchia. Lo stesso è una città che nella sua struttura, nel suo centro cittadino, nel fatto di aver espulso il cuore pulsante economico al di fuori della città, rischia di diventare avida, rischia di volersi rinchiudere nella esteriorità di quella che era la propria potenza economica di un tempo, e non avere appunto l'apertura e la prospettiva di uno sviluppo e di un ripartire dalla propria storia, quindi dal proprio centro. E quindi anche là rischia, nella difesa sterile della sua ormai in crisi sistema economico, di essere spietata, perché mi consenta, è davvero becero mettere in parallelo il fatto che determinate magari opere pubbliche non si possano fare perché c'è la presenza di qualche decina di immigrati a qualche chilometro o nel territorio comunale. A parte che è una falsità, perché quelli non hanno nessun costo sulla società, ma ti dà proprio il senso anche fisico del fatto che si cerca di far pagare a chi colpe non ha, colpe che sono ben altre, quindi si arriva a quei livelli di spietatezza che rappresentano la terza definizione che mi sento di accostare alla mia città. Questo però in prospettiva, e per questo che siamo candidati con la nostra lista, e da questo bisogna ripartire, da questa analisi per superarci, per migliorarci e per aprirci a un sistema che deve essere cambiato anche nella nostra città. Stiamo conoscendo Stefano D'Intino Sante, candidato sindaco a Conegliano per la lista PCL, Partito Comunista dei Lavoratori, al quale chiedo, per concludere il 3x4, 3 valori in cui crede. Guardi, io anche nei valori metto in campo sempre me stesso. 3 valori sono: uno, l'autorinuncia, cioè il fatto di fare politica
rinunciando intanto al proprio tempo, perché è da 14 anni che ho trascorso, ho dato il meglio del mio tempo, della mia vita, della mia giovinezza nel fare politica. Quindi l'altro termine, l'autorinuncia e il disinteresse, e l'averlo fatto credendo nel bene comune, nel bene del costruire una politica che dia una prospettiva di società non per la mia famiglia, non per i miei figli, non per il mio amico, non per il mio vicino di casa, ma per il collettivo, per la piccola comunità intanto in cui vivo, e che deve essere inserita nella prospettiva di cambiamento della collettività più grande. Quindi diciamo l'autorinuncia, il disinteresse, e poi però il disprezzo, e in cui sono forse un po' grillino, il disprezzo per la falsità, per tutta questo balletto minuetto che ha caratterizzato per anni la politica, il voler e dover essere dalla parte di tutti, il rappresentare gli interessi di tutti. Io l'ho voluto rimarcare nella nostra lista: noi siamo dalla parte di una parte, siamo dalla parte di chi lavora, di chi ha lavorato, di chi non cerca lavoro, di chi cerca lavoro e non lo trova, di chi lo ha perso, di chi lo sta perdendo, e questo vuol dire contrapporsi a un sistema, anche nel Conegliano, anche nella nostra regione, anche in questo Stato. Quindi in questo il disprezzo del buonismo, dell'essere in maniera melenza rappresentante di tutti e di tutto. Non si può esserlo, soprattutto in tempi di crisi non lo si può essere. Si deve individuare una ricetta, si deve individuare un responsabile, e non si può essere allo stesso tempo medico e responsabile della malattia. L'omeopatia in questo caso purtroppo non funziona, non ha mai funzionato, tanto più in tempo di crisi. Ha in parte già risposto, glielo chiedo comunque al netto di questo 3x4, perché ha scelto di candidarsi, di ricandidarsi. Ecco, l'accenno alla mia candidatura, quella volta mancarono solo un 49% per essere eletto sindaco, e però fu un'esperienza alla quale mi ricollego, perché da lì partì un percorso, passando attraverso il sindacato, attraverso l'aiuto diretto a situazioni di bisogno, attraverso i comitati, a voler essere l'espressione di chi in questa città non aveva voce, di chi in questa città era al margine. Per usare uno slogan che sto usando in questa campagna elettorale, ho voluto essere dalla parte dei senza parte. Allora, adesso c'è il giro di boa, perché entriamo nel vivo delle proposte programmatiche di Stefano D'Intino Sante, candidato sindaco a Conegliano per il Partito Comunista dei Lavoratori. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano con 6 maggio si vota, e anche in diretta video dal sito www.vivetv.it, dove da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. Allora entriamo nel vivo del programma e partiamo dal sociale. Allora, nel sociale si fa di solito l'elenco della spesa, perché è inutile parlare di sociale se non si hanno i fondi per finanziare gli asili nido, per finanziare l'assistenza domiciliare, per fare quella che è l'assistenza buona che deve fare un comune, perché c'è anche sul come si mette in campo l'assistenza sociale che bisogna discutere, perché qui il comune da anni, ma inserendoci in un contesto nazionale, ha spesso delegato a esternalizzazioni, a cooperative, questo settore che invece è bene per la qualità del servizio che offre, per la qualità del lavoro che offre ai propri operatori. Si torni a una ristabilizzazione del personale che opera in questo settore. Poi io vedo nel sociale direttamente un operare del comune sul come reperire soldi, perché dobbiamo non girare più intorno al problema. Il fare l'esercizio retorico di voler fare in questa fase senza dire come fare è solo un esercizio inutile e retorico. Allora io vedo come operato nel sociale il fatto che tu intanto per il comune, come comune, fai la tua parte per salvare dalla povertà il tuo territorio, il tuo comune, perché qui dobbiamo farci portatori di un messaggio che deve essere chiaro, non allarmistico, ma di verità, che qui siamo solo alla stretta iniziale di una crisi che su questo territorio sta avendo solo adesso le prime ripercussioni, ma che come una spirale comincia a stringere le proprie spire intorno al nostro comune. Allora, una prima risposta deve essere anche nel campo sociale, un comune e un sindaco che si esponga in prima persona. Io l'ho già dichiarato, e
chi conosce come faccio politica e sindacato sa che non ci giro intorno e non dico falsità. Io sono disposto in prima persona alla disobbedienza civile rispetto al patto di stabilità, perché dobbiamo dare un segnale. E adesso vedo che addirittura elementi del sindacato, non quelli della CISL, quelli della CISL, stanno invitando i comuni a una disobbedienza civile in questo campo. Quindi il fare sociale è avere un sindaco, un comune che sia dalla tua parte nel momento del bisogno, nel momento in cui tu stai cadendo in questo vortice, che tu sia un lavoratore, che tu sia un lavoratore dipendente o un piccolo imprenditore che apre tutte le mattine la sua saracinesca, deve poter contare sul fatto che il tuo sindaco è pronto a difenderti mettendo in gioco il proprio destino anche personale e quindi derogando al patto di stabilità. Al sociale io collego il fatto che tu debba poter avere la sicurezza che dalla tua parte è un sindaco che rispetto all'ingiustizia del farti pagare la tassa sulla prima casa, l'IMU, tu lo hai al tuo fianco e non in maniera retorica, perché su questo io ho cominciato a Conegliano a parlarne e a lanciare la campagna, adesso comincio a vedere che tanti altri dicono ma noi lo facevamo già, ma noi siamo disposti, ma non ci sono gli strumenti, è demagogia. No cari, io non sono Grillo. Se io metto in campo il fatto che l'IMU va restituita ai cittadini, lo metto in campo perché è praticabile da parte dei comuni. Lo si potrebbe fare in maniera indifferenziata battendo un'aliquota ad esempio allo 0,2%, per cui col meccanismo degli sgravi familiari eccetera vai ad azzerare per tutti l'IMU sulla prima casa. Ma questo a mio avviso sarebbe in maniera indiscriminata, magari andrebbe a esentare il proprietario del villone. Invece la strada da praticare è quella di una restituzione della tassa dell'IMU sulla prima casa nei casi di bisogno, che il sindaco, l'amministrazione comunale conosce attraverso l'ISE, conosce se abbiamo una situazione in cui hai il disoccupato, hai il cassa integrato, che magari ha anche da pagare la rata del mutuo, il comune fa un fondo straordinario per la restituzione dell'IMU sulla prima casa e con questo stavolta magari il sindaco non rischia la disobbedienza civile, ma mette in campo una forma di protezione sociale da adito magari al fatto che invece di commemorare, di fare retorica rispetto al suicidio del piccolo imprenditore, è lì in prima persona e offre uno strumento concreto intanto per alleviare questa situazione. Quindi in questo frangente il sociale è questo, recuperare intanto al comune delle competenze che sono del comune, perché l'esternalizzazione che c'è stata ha spesso determinato l'aumento della precarietà, sia per chi lavora in questo settore e sia per chi riceve questo servizio. E quindi un sociale che si ritaglia nuovi ambiti e nuovi fondi, soprattutto con la messa a disposizione della macchina comunale per combattere gli elementi della crisi che purtroppo si ripercuoteranno anche nella nostra città. Quindi un'amministrazione al servizio dei cittadini, Certo. nel vero senso delle parole. Invece in tema di sicurezza, qual è la proposta di Stefano D'Intino Sante? Guardi, sulla sicurezza dovremmo fare 1 ora e mezza di trasmissione, perché abbiamo 10 minuti. in questo territorio e soprattutto in questo territorio sulla sicurezza, sulla paura delle persone, sulla paura del familiare, si sono costruite le fortune elettorali e quindi anche spesso patrimoniali della classe politica di questo territorio, perché questo territorio per fortuna ha una dimensione umana. La mia città, la città in cui vivo, in cui frequento i parchi, in cui la sera posso uscire in qualsiasi ora, in cui se giro la mandata del portone è un di più, abbiamo ancora, al di là di casi in cui avendo una cittadina di 36.000 abitanti deve mettere in conto che ci sia una piccola percentuale di furti, che magari ti arrivi una banda che di solito attraversa il nostro territorio da est a ovest e che magari metta a segno qualche rapida, ma questa è la descrizione del reale. A questa descrizione del reale, di una realtà di piccoli furti, di una realtà episodica di rapine in case isolate, non si può rispondere mettendo la sicurezza come priorità e soprattutto parlando alla pancia della gente, approfittare della paura delle persone per avere un consenso elettorale. Bisogna in maniera molto chiara, molto sincera,
affrontare il problema per quello che è. A Conegliano non c'è questo tipo di emergenza e quindi le priorità che da altri vengono individuate e quindi anche un dispendio di fondi in questo settore, in questa fase vanno dirottate verso il primo dei quesiti che ci siamo posti, ossia quello del sociale, perché non è uno slogan, è dalla mancata chiusura delle attività commerciali, è dalla mancata chiusura delle fabbriche che deriva la sicurezza dei coneglianesi, non è dall'apertura di nuove caserme, non è dalla militarizzazione del territorio perché la militarizzazione del territorio è una risposta quando il problema è già scoppiato. È una risposta a un problema che tu non sei riuscito a prevenire e previeni il problema lasciando e riuscendo a preservare nella tua città un livello che è quello del benessere economico, della dignità di essere lavoratori, di essere studenti, e questo contesto tu lo crei operando nel sociale e non nel settore dell'ordine pubblico, che lasciamo a chi di dovere. E anche su questo apro una parentesi che ricollego alla casta, perché qua a livello, e questo è un livello che dal comune voglio portare al nazionale, bisogna che in questo paese decidiamo anche che magari avere i carabinieri, la polizia, la finanza, la polizia provinciale, la polizia tributaria è un dispendio insopportabile ormai di risorse. Non è possibile avere generali dei carabinieri, generali della finanza, generali. Qui, cari signori, i soldi li tiriamo fuori sempre noi, anche questi spesso sono ceti che ormai sono parassitari, perché lei mi deve spiegare qual è la ragione proprio logica del fatto che tu in uno stesso territorio vedi operare il commissariato, la caserma dei carabinieri, su competenze che invece devono essere ormai accentrate in un unico centro che deve essere quello della polizia. I carabinieri dovranno tornare a essere un corpo dell'esercito in cui il territorio e le risorse vengono recuperate a servizio di un'unica forza di polizia. È anche là che bisogna fare chiarezza, perché il dispendio, lo spreco di risorse pubbliche non è quello che va verso l'assistenza agli anziani, non è quello che va verso i ticket ai disoccupati, è anche quello di mantenere baby pensionati che magari hanno fatto 19 anni di servizio in qualche corpo militare e adesso campano per 40 anni sulle nostre spalle. È anche questa casta, è anche questo ceto che va abbattuto, e quindi è su questo che bisogna chiamare a riflettere i cittadini e non fomentando la loro paura e quindi mettendo come priorità la sicurezza, non avere prospettive di riforma anche nel settore della sicurezza. Stiamo conoscendo Stefano D'Intino Sante, candidato sindaco a Conegliano per il Partito Comunista dei Lavoratori. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in diretta video dal sito www.vivetv.it. Dunque, sociale abbiamo detto, sicurezza abbiamo detto, e adesso sentiamo Stefano D'Intino Sante sulle opere pubbliche, sulle infrastrutture, se ce ne sono di necessarie a Conegliano e qual è la sua proposta. Allora, anche come rispetto al sociale, parlare di opere pubbliche in maniera elettorale, tanto per prendere voti, è non solo inutile ma controproducente. Io ho già detto pubblicamente e a più riprese che rispetto alle opere pubbliche, a parte quelle rispetto alle quali l'impegno di spesa è già preso, io sono per un blocco, per un ridisegnare le priorità della città, per un riesame di quelle che sono le vere esigenze e quella che sarà una rinascita sociale di Conegliano. Occorre che alcune opere pubbliche che avevano un impatto solo determinato dal dover rispondere a determinate clientele vengano eliminate. Bisogna ridisegnare la mappa delle priorità delle opere pubbliche, soprattutto alcune infrastrutture andranno portate a termine, ma anche là bisogna confrontarsi con le risorse che bisogna mettere in campo, perché non si può ormai continuare a procedere come è avvenuto e sta avvenendo in questo comune, mettendo in campo bei progetti, mettendo in campo anche spesso delle inaugurazioni in corso d'opera e poi lasciare incomplete quelle opere, non riuscire a completarle determinando costi per l'amministrazione comunale. Quindi bisogna recuperare in questo campo un minimo di serietà, bisogna che alla progettualità ci sia una fase in cui le opere siano cantierate e che questo cantiere venga portato a termine. Avranno visto i cittadini che io ho puntato in una presentazione on the road della mia candidatura, sono partito dall'area Zanussi. Quello è un esempio clamoroso di come si muove questa amministrazione comunale.
Si spara ormai da 5-10 anni che lì sorgerà la nuova sede comunale, che quell'area verrà recuperata, che in parallelo intanto si recupereranno le aree ex Fosse Tomasi. L'area ex Fosse Tomasi vive là e giace inquietante. Sull'area ex Zanussi i costi per la bonifica si è vista che sono insostenibili tanto più collegati al dover costruire una struttura, si è ricorsi in maniera del tutto decontestualizzata rispetto al disastro finanziario che sta affrontando il comune, a un project financing che già sta determinando costi per il comune. Signori, qua dobbiamo fermarci, qua se andiamo avanti rispetto al fatto che mettiamo in cantiere e poi non finiamo, intanto paghiamo consulenze, intanto paghiamo il privato che su quell'area ha cominciato un minimo di... Qua andiamo al disastro economico e finanziario del comune. Bisogna recuperare un minimo di serietà, bisogna essere amministratori e buoni amministratori, non perché ci si presenta in cravatta a doppio petto e si dà le pacche e strette di mano, e bisogna portare poi a termine quello che si promette, e molto delle cose che si è promesso, al di là della manutenzione spesso ordinaria e spicciola, è rimasto ancora e drammaticamente e pericolosamente in sospeso sulle teste dei coneglianesi. Io nel mio piccolo mi proporrò intanto di fare un'analisi e dal punto di vista economico e dal punto di vista della fattibilità, e proporrò la rinascita sociale di questo comune. Velocemente l'ultimo tema, ambiente e valorizzazione del territorio. Abbiamo chiuso proprio su questo, ci riapriamo. Allora, sicuro che il collegamento delle piste ciclabili sia un'esigenza soprattutto per uno come me che ci va anche a lavorare in bici, che quindi, ecco, sentivo alcuni candidati in un dibattito di sì, abbiamo messo a disposizione degli utenti gli autobus, ma gli autobus sono sempre vuoti, anche gli operai non prendono l'autobus per andare al lavoro. Ma ci spieghiamo anche il perché, ci spieghiamo che veniamo da anni in cui abbiamo creato un modello culturale in cui l'affermazione di quello che sei passa anche per la macchina che porti, passa intanto per averla la macchina, per esibirla. Se noi come comune mettiamo al centro delle nostre iniziative la grossa fiera in cui i produttori di automobili e su quello e sul fatto di avere e poter permettersi quel mezzo di trasporto colleghiamo anche quasi la nostra essenza, è poi chiaro che i nostri cittadini ci seguono. È come in politica, se tu come Berlusconi ti sei creato prima il tuo elettore, il tuo modello, è poi chiaro che raccogli i frutti. Allora non possiamo adesso chiedere ai cittadini l'inverso di quello che abbiamo proposto come modello, prima di tutto culturale, anche in questa città. Occorre una rieducazione del cittadino in questo senso, quindi la salvezza dell'area di Conegliano passa innanzitutto rispetto alla costruzione di una battaglia per una rieducazione dei cittadini rispetto a quello che è il valore della mobilità collettiva, della sostenibilità della mobilità, e tutto poi seguirà, perché è logico che se tu non hai l'utenza che ti usa l'autobus, puoi anche sprecare autobus autisti e mandarli a spasso per il territorio. È chiaro che se tu non hai i ciclisti che non si limitano a fare la parata in qualche iniziativa che ogni tanto si organizza nel comune, ma ne fanno della bici l'uso e lo strumento e il veicolo quotidiano di mobilità, allora ha senso che tu investa in piste ciclabili e riesci anche a farla perché hai la pressione del cittadino utente. Quindi l'ambiente, l'uso dell'ambiente a Conegliano va ricostruito rispetto intanto a una ricostruzione del cittadino, Che Guevara diceva l'hombre nuevo. Anche a Conegliano occorre un hombre nuovo, occorre un uomo nuovo, una donna nuova, un bambino nuovo, che si pongano in prima persona il problema e l'impatto delle scelte che fanno. E quindi e da quello deriverà poi il miglioramento dell'ambiente che ci circonda. Naturale che, e lo dicono tutti, io ci credo profondamente, che la fruibilità del centro città per essere poi una città Conegliano che si inserisce auspicabilmente nel contesto delle città europee di medie dimensioni, la fruizione di un centro cittadino per i pedoni e non per le macchine
è un primo passo. Sicuramente il passo di aver chiuso la sola via 20 settembre è solo la maniera di penalizzare le attività che sono su via 20 settembre, perché è solo un provvedimento di facciata. Io ho sempre solidarizzato con tutti i commercianti di via 20 settembre che incontro quotidianamente. Fatta così è solo un pregiudizio nei loro confronti rispetto a chi ha un'attività commerciale a poche centinaia di metri, ma che non ha avuto l'impatto di quel provvedimento di facciata della chiusura di via 20 settembre. Il centro storico naturale della città di Conegliano va dal Ponte della Madonna fino almeno al semaforo di via Cavour, quindi quello è un centro commerciale naturale ed è davvero, non rappresenterebbe un provvedimento solo di facciata la chiusura. Stanno per chiuderci i microfoni, quindi salto l'ultima parte, sì, perché abbiamo comunque dato più spazio a Stefano D'Intino Santi riguardo alle proposte, al programma elettorale, e quindi chiudo con le due domande a sorpresa, con le risposte, ma flash, veramente flash. Can che abbaia non morde? Guardi, io ho sempre abbaiato e ho sempre, spero non sbagliare il participio, morso. Chi si accontenta gode? Chi si accontenta gode sempre a metà. Grazie a Stefano D'Intino Sante, candidato sindaco a Conegliano per il Partito Comunista dei Lavoratori. Io vi ricordo che da oggi pomeriggio sul sito www.vivetv.it potrete ritrovare la puntata di oggi. Noi ci sentiamo domani con 6 maggio si vota, l'ultima puntata per l'approfondimento politico in vista delle prossime amministrative. Ora vi lascio con la programmazione di Radio Conegliano, buona continuazione.